Presidente, buongiorno. Oggi ad Agrigento per inaugurare la sede della Democrazia Cristiana, un segnale forte di presenza e di crescita. Oggi ad Agrigento per rincontrare i democratici cristiani, come vedi ce ne sono tanti, e sono i democratici cristiani che hanno rivoluto la democrazia cristiana, sopita forse nel sentimento di molti ma mai scomparsa. Abbiamo soltanto dovuto riaprire il file, si direbbe oggi in termini elettronici, ma noi vogliamo dire abbiamo soltanto dovuto risvegliare i sentimenti e quelli veri, quelli che ci appartengono culturalmente, quei sentimenti che stanno nei nostri valori non hanno avuto nessun dubbio a riemergere e a tornare protagonisti. Questo è un giorno in cui la democrazia cristiana ad Agrigento torna nelle piazze, perché questa è una piazza, ma torna soprattutto nell'amministrazione regionale, nelle autonomie locali, ma torna una scelta di difendere intanto i bisogni e le aspettative della gente, ma soprattutto di difendere i valori che ci appartengono, ed è proprio per questo che oggi mi spinge molto e mi solletica molto prendere la delega dell'assessorato alla famiglia, perché questo non è un partito che non deve dare segnali, deve dare segnali, e prendere la delega alla famiglia vuol dire che le cose che abbiamo detto le stiamo cominciando a mantenere. Quando ha iniziato il suo progetto politico pensava di avere questo largo consenso con questa rappresentanza di 5 parlamentari regionali, ma una presenza anche capillare nei vari consigli comunali? Ma io avevo intuito che c'era nel cuore delle persone questo sentimento di tornare a un voto ideale, perché il voto alla democrazia cristiana è tornare a un voto ideale, a quel voto importante che i nostri genitori ci avevano tramandato nella storia e soprattutto nella cultura. Sapevo che era un'impresa difficile, non è stato facile ritessere la tela di una storia, di una cultura, di tanti interessi legittimi che andavano rispettati, ma ero fiducioso perché sapevo che la democrazia cristiana è stato un partito di ideali. E in Sicilia gli ideali vengono prima che i business, prima che gli interessi, prima che tante altre cose, e questa è la dimostrazione. Noi abbiamo avuto ad Agrigento un risultato che è innanzitutto un risultato ideale, di tanti giovani come lui che si sono candidati, che si sono spesi, che hanno fatto battaglie straordinariamente importanti a mani nude, nel senso che non abbiamo avuto potere, non abbiamo gestito nulla, nessuno ci può dire che il nostro è stato un voto di scambio, di prebende, perché non avevo nulla da scambiare né tantomeno prebende da promettere. È stato un voto che ha conquistato il cuore e soprattutto le idee delle persone, per questo siamo contenti oggi. E devo dire che se non si fosse votato in unica votazione assieme alle nazionali, il nostro risultato sarebbe stato almeno il doppio. Questo è un risultato purtroppo condizionato dal voto di trascinamento che hanno avuto i partiti nazionali. Sarà una pressione nazionale della DC, della nuova DC, Presidente? Il mio compito di tessere la tela in Sicilia è finito con questa elezione regionale, nel senso che oggi ad Agrigento, domani a Palermo, lo stiamo facendo dappertutto, a Ragusa, a Messina, a Trapani. La classe dirigente comincerà a camminare con le proprie gambe a testa per fare quello che è giusto fare, per fare ulteriormente radicare nei territori e far crescere la democrazia cristiana. Noi apriremo le sezioni in ogni comune perché è giusto che sia così. La segreteria provinciale è l'inizio di questa tela che stiamo ricominciando, ma a partire dall'anno nuovo dedicherò i miei sforzi, ho già cominciato a tessere un po' di rapporti in Lombardia, nel Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, perché questo partito torni ad essere un partito nazionale. Presidente, un commento su questa elezione di Galvagno. C'era chi pensava, diciamo, di andare oltre, insomma, e invece c'è stato il soccorso di qualcuno dell'opposizione. Anche lei ha avuto un ruolo importante in questo caso. Ma il nostro è stato un partito che sin dall'inizio lealmente ha sostenuto la candidatura, che è stata una candidatura alla coalizione. Gaetano Galvagno è una persona per bene, è un giovane, sta dentro le regole che la democrazia cristiana si è data, a tanti giovani e tante donne, quindi va bene così. Lo abbiamo difeso perché in un momento complicato, dopo dentro alcuni partiti non si capiva bene dove si volesse andare a parare, noi abbiamo con forza difeso la candidatura, l'abbiamo sostenuta.
che poi dentro il Parlamento regionale il Presidente candidato che sa di avere qualche defiance all'interno della coalizione cerchi altri voti, credo che sia una cosa che è sempre successa e fa parte delle regole del gioco. Ecco, sulla sanità si sta giocando questo scontro fortissimo, perché Presidente? Ma non c'è uno scontro, c'è ormai una decisione presa dal Presidente della Regione, l'assessore alla sanità sarà la dottoressa Giovanna Bolo, che è una dall'esperienza in questo comparto importante, ha fatto più volte il direttore sanitario, il direttore generale, il commissario, quindi ha certamente le qualità e soprattutto il tempo e la voglia di fare bene, quindi penso che anche questa vicenda sia conclusa. Domani o al massimo martedì il Presidente della Regione annuncerà la nuova giunta, noi avremo 2 deleghe. Quali, Presidente? Ma io penso che sceglieremo tra beni culturali, formazione, lavoro e famiglia e enti locali. Io non credo che ci siano assessori migliori e assessori peggiori. Lei ambiva all'agricoltura, diciamolo. Questo lo dico con franchezza, avrei preferito fare l'agricoltura, però la Lega ha preso qualche voto più di noi, sceglie prima di noi e quindi dovremo accontentarci di altro. Però poi gli assessori, le deleghe assessoriali sono tutte buone. C'è spazio per lavorare, saremo vigili anche sull'agricoltura, ma se ci dedicheremo alla famiglia, ai valori, al lavoro, ai giovani, non credo che sia di meno. L'onorevole Paggi sta facendo un lavoro certosino, ogni giorno ci manda forti adesioni in tutti i comuni. Su Agrigento? Devo dire che l'onorevole Paggi sta facendo un grande lavoro, ma il lavoro più importante che ha fatto, davvero democristiano, il giorno dopo di chiamarsi chi ha contribuito alla sua elezione, perché se non ci fosse stato Salvo che ha fatto un risultato straordinario, se non ci fossero stati gli altri, anche le nostre donne che hanno avuto un risultato importante, il seggio sarebbe stato difficile prenderlo, quindi il risultato premia Carmelo Paggi, ma è un risultato di tutti, soprattutto di quelli che con grande sacrificio hanno contribuito a fare questo seggio. Quello che sta succedendo nei comuni è la raccolta di quello che abbiamo seminato in questi anni, soprattutto in campagna elettorale. Ormai il partito è radicato in quasi tutti i comuni. Vi annuncio che di qui a breve ci sarà anche una importante presenza nel comune di Agrigento. Oggi la Democrazia Cristiana è un partito ancora non si può sapere, a cui tutti guardano, siamo abituati a dare le notizie, non a fare le promesse. Devo dire che ormai è un partito in cui tutti credono, siamo passati alla fase in cui ma questi dove vanno, alla fase in cui adesso questi ci sono e vogliamo stare con loro. Come si direbbe in gergo siciliano, tutti pazzi per la Democrazia Cristiana, ma il nostro resta un partito aperto, libero e plurimo. Il merito ovviamente è suo, Presidente, perché lei ha una funzione di magnete, parliamoci chiaro. Cuffaro insomma, è stato il Presidente, ha rappresentato la Democrazia Cristiana, insomma, col suo impegno politico, per cui chiaramente è una calamita lei, Presidente. Non lo so che cosa sono, so di non avere mai interrotto i rapporti con le persone neanche quando sono stato in cattività. Nei miei lunghi 1768 giorni di carcere ho continuato a scrivere alle persone, sono stato tenuto in vita dall'amore delle persone, perché ho ricevuto oltre 40.000 lettere, che è una cosa incredibile se uno ci pensa, che con il loro amore, con il loro ricordo mi hanno tenuto in vita, perché un detenuto muore se è nella convinzione che nessuno pensa più a lui. Io ho avuto modo di vivere anche in carcere, queste persone mi hanno tenuto in vita. Abbiamo seguito, lo sappiamo. E quando sono tornato a stimolare il loro interesse in politica ho incontrato la loro gioia per il ritorno e le loro lacrime per le sofferenze che abbiamo vissuto insieme. Quindi abbiamo dovuto soltanto rimettere insieme i cocci di un vaso che si era rotto, per dirla con una frase più famosa, ricominciamo dove eravamo rimasti. Grazie alla sentenza lei potrà tra qualche anno ritornare in campo attivamente, lo farà o lascerà il testimone? Ti do una notizia, io sono già in campo attivamente, nel senso che faccio con passione il mediano di spinta, l'allenatore, il formatore. I prossimi giorni comincia il corso di formazione, stavolta non più online come quello che abbiamo fatto Paidea, ma di presenza, ma per quel che mi riguarda il tempo della politica istituzionale di rappresentanza dall'elezione è finita. Per ogni tempo c'è una scelta
e c'è una disponibilità. La mia è quella di stare insieme a tutta questa gente, a lavorare con loro e per la Democrazia Cristiana, mai più candidato. Presidente, prima di chiudere l'intervista, ecco, uno sguardo al panorama politico nazionale, alla Meloni. Come si sta muovendo, come si sta agendo, la vicenda immigrazione, Bruxelles, insomma i primi provvedimenti, così a volo d'uccello un suo parere. La Meloni ha vinto le elezioni ed è giusto che governi, e se qualcuno pensa di mistificare un risultato o peggio ancora di tacciarlo per retaggi politici, fascisti o altre cose, sbaglia, perché quello è un voto democratico. La democrazia di questo Paese, che continua ad essere importante, l'ha scelta come Presidente ed è giusto che governi. Io, se fossi appoggio all'opposizione, farei un'opposizione nella qualità, non nel retaggio, in altre cose che creano danno al Paese, non alla Meloni, ed è sbagliato. Dopo di ciò è chiaro che l'idea di questo governo è un'idea di destra e che purtroppo il centro dentro il governo nazionale è materialmente scomparso, perché non c'è più un destra-centro, c'è soltanto una destra con qualche piccolo ritaglio di centro che non riesce a mitigare le scelte di una destra che pure ha vinto le elezioni. Cosa diversa in Sicilia, dove c'è invece un governo di centrodestra, dove il centro è in maggioranza. Io non avrei mai fatto come prima scelta di governo la proroga del carcere ostativo, per essere chiaro, non avrei mai fatto queste scelte difficili da spiegare sull'accoglienza. Sono scelte però di un governo che queste cose le aveva dette, quindi non è che gli italiani non lo sapevano che le avrebbe fatte, quindi il nostro compito sarà quello di vigilare e di tentare di mitigare un orientamento che non è quello nostro. Presidente, l'ultima domanda sul suo libro, sul suo ultimo libro, sulla sua fatica letteraria, che messaggio lancia? Ma il messaggio del libro che in questo minuto si vende di più è che l'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Il messaggio è che ognuno di noi crede di essere un re. Io l'ho creduto perché sono stato Presidente della Regione, molti nelle loro professioni, nella loro vita lo credono perché le motivazioni della vita portano a farglielo credere. Il messaggio è che non bisogna mai dimenticare che in realtà non siamo dei re, siamo soltanto dei mendicanti, e la vita prima o dopo ti riporta a far sì che tu ti ricordi che sei un mendicante. L'ha fatto con me, ma lo fa con ognuno di noi per tanti motivi. Ecco, io credo che questo essere mendicante di amore, mendicante di amicizia, di tranquillità, di serenità, non è meno che essere ricordato come re. Se oggi dovesse scegliere quale vicenda mi ha più fortemente colpito e rimasta dentro il mio animo, l'essere stato mendicante di tutto in carcere ed essere stato re osannato fuori, non ho dubbio nel dirvi che mi è rimasto più profondamente l'essere stato per 5 anni mendicante in carcere. Allora, oggi si inaugura questa sede ad Agrigento, segno di un radicamento profondo, ma anche di un risultato di un lavoro che lei quotidianamente sta facendo di adesioni in tutta la provincia, quindi un lavoro, un impegno politico fuori dal normale, oserei dire. No, non io. Le adesioni la fanno i consiglieri comunali, i commissari cittadini e la fanno la Democrazia Cristiana. Semmai il grande lavoro del Presidente Cuffaro in provincia d'Agrigento vede i primi frutti. Avere una sede fisica della Democrazia Cristiana mi emoziona. Per chi come me è democratico cristiano da una vita, dopo 30 anni ritornare ad avere un luogo fisico con quella scritta, con quella bandiera mi emoziona. Io mi auguro che i vari commissari cittadini, visto che me ne stanno ascoltando parecchi qua accanto a me, nominati dal Presidente Cuffaro, anche nelle singole realtà possono aprire la cosiddetta putia all'antica con il simbolo della Democrazia Cristiana, perché è un luogo fisico dove potersi incontrare e dove soprattutto poter ascoltare i cittadini è qualcosa che si addice ai nostri valori. Oggi purtroppo i partiti, i movimenti utilizzano, ed è giusto che lo facciano, il web, Facebook, i blog. Noi democratici cristiani vogliamo farlo, ma vogliamo contraddistinguerci parlando direttamente con le persone. Ecco perché solo dopo pochi giorni dal nostro insediamento
abbiamo voluto fortemente aprire proprio un luogo fisico dove i democratici cristiani della provincia di Agrigento possono incontrarsi. Stiamo aprendo il tesseramento, quindi da qui a poco si andrà all'elezione e non più al commissariamento delle varie singole realtà, passando da quelle provinciali e poi dal congresso regionale. Il progetto di Cuffaro è molto più ambizioso, sicuramente il Presidente l'avrà detto prima di me, è stato un progetto riuscitissimo grazie a lui in Sicilia. Ora noi siciliani dobbiamo fare il partito perché il progetto di Cuffaro vuole varcare i confini della Sicilia e portare il nostro simbolo all'interno di Palazzo Madama e Palazzo Montecitorio. Se conosco bene Toto Cuffaro, anche questo sogno si verificherà da qui a Ecco, lei sta lavorando bene in provincia, ma su Agrigento ci sarà un nome eccellente, ce l'ha anticipato il Presidente, anche se il nome non l'ha fatto, magari ce lo dirà lei. Il Presidente è troppo buono perché parla di un nome, in realtà i nomi sono diversi, si è aperto un dialogo con delle figure già presenti all'interno del Consiglio Comunale, è inutile lanciare nomi, bruciare tappe che non servono, da qui a poco seguiranno i miei soliti comunicati stampa dove annunceremo che anche all'interno di Palazzo dei Giganti ci sarà un gruppo consiliare con la denominazione di Democrazia Cristiana. Parliamo di questi primi giorni di prima seduta, più che primi giorni, la prima seduta, il commento su questa elezione di Galvagno che non è stata unitaria nella scelta del centrodestra, si è dovuto ricorrere al soccorso messinese. Questo lo dice lei. Galvagno, lo dicono tutti i giornali, i numeri, lo sono i numeri. Quindi... Galvagno ha preso 43 voti che è espressione della maggioranza con qualche voto aggiunto. E come tutte le maggioranze ogni tanto ci sono pure dei piccoli distinguo. Io riconosco lo spessore di Renato Schifani, voglio ricordare a tutti che è stata la seconda carica dello Stato e quindi questi piccoli scossoni non lo scalfiranno di nulla, l'Aula sarà sempre presente con la maggioranza, quindi noi confidiamo nel grandissimo lavoro di Renato Schifani. È chiaro che la Democrazia Cristiana, i 5 parlamentari della Democrazia Cristiana all'interno di una maggioranza leale noi spiccheremo per lealtà. Abbiamo assunto un impegno con Schifani che vogliamo portare da qui fino alla fine di questi 5 anni. Il fatto per gli assessorati, si parla di alcuni assessorati, ci ha anticipato il Presidente, famiglia, beni culturali, enti locali, insomma si sperava di più, c'era l'agricoltura ma l'agricoltura andrà alla Lega. Ma non sono le deleghe quello che fanno di un assessorato qualcosa di importante, sono gli uomini, chi lo governa. Far parte di una maggioranza, far parte di un governo già è qualcosa di importante. Alla Democrazia Cristiana aspetteranno 2 assessorati, poi vedremo se saranno famiglia, formazione, enti locali. Quello che conta è far parte di un governo. Lei non ha citato ad esempio la sanità, perché è quasi come fare un reato di lesa maestà. No, noi vorremmo intervenire con i nostri uomini anche in provincia d'Agrigento, anche all'interno della direzione strategica, perché la sanità agrigentina è sotto gli occhi di tutti, è qualcosa su cui bisogna mettere mano, non con la solita politica clientelare, senza voler fare polemica o voler incolpare questo o quell'altro partito, ma riteniamo che le vicende che riguardano tutti gli ospedali, ma soprattutto il territorio della provincia di Agrigento, ultimamente lascia un po' desiderare, quindi anche lì la Democrazia Cristiana non vuole delegare. Vogliamo assumerci la responsabilità delle scelte fatte. Il suo ruolo politico scelto è quello di capogruppo, un ruolo importante, impegnativo, diciamo da un punto di vista politico. Forse lei aspirava magari a un assessorato, ma magari potrà avvenire fra 2 anni, come è prassi nella circolazione di questi momenti. Comunque parliamo di questo. No, la scelta di quel signore là di essere indicato come capogruppo e poi condiviso dai parlamentari, il signore là chiaramente è il Presidente Cuffaro. E la scelta del Presidente Cuffaro è azzeccatissima, non si è mai parlato di un mio ruolo di assessore, A perché non è il momento, B perché ritengo che il mio ruolo di capogruppo è un ruolo più politico e che più si addice alla mia personalità e a quello che dobbiamo fare in Sicilia nella costruzione del partito. Credo che la Democrazia Cristiana esprimerà 2 nomi, in questo caso un uomo e una donna, che rappresenteranno non soltanto i valori della Democrazia Cristiana, ma vedrete rappresenteranno il governo siciliano. Ecco, però dico, quale sarà il ruolo attivo politico di indirizzo
all'interno del governo Schifani. Insomma, la gente vuole sapere questo, a parte diciamo, gli assessorati, tutto, quale sarà la specificità che voi porterete dalle istanze della gente nella politica attiva, nelle decisioni da fare. Ma penso che già nel corso dell'intervista qualcosa lo ha detto. Indipendentemente dalle deleghe siamo una parte di governo. Nella fattispecie io sono un parlamentare della provincia di Agrigento e chiaramente penserò alla Sicilia, ma è un occhio particolare al mio collegio, passando dalla viabilità che non esiste più, e la viabilità, mi riferisco a quella provinciale, passa anche attraverso la reistituzione delle province. È stato un errore gravissimo, le province non erano né un dormitorio né un poltronificio. Erano delle istituzioni che davano delle risposte al territorio. Io per 7 anni ho avuto l'onore e il privilegio di sedere fra quei banchi. Reintrodurre le province non significa soltanto creare una nuova classe dirigente che oggi manca, ma soprattutto significa dare delle risposte e degli interlocutori ai vari comuni, ai vari enti territoriali. Sull'agricoltura mi pare che abbiamo già detto, indipendentemente se la delega del nostro partito o andrà a qualche altro amico di governo, nella fattispecie probabilmente a un grande amico che è Luca Sammartino, è chiaro che la nostra provincia è una provincia prevalentemente agricola. E poi nella precedente intervista ho detto che finalmente il riordino delle coste deve passare attraverso un atto concreto del Parlamento regionale.